Ciao! Buonasera, buon mercoledì 2 agosto 2017, sono 19:31, in diretta per la puntata di Effetto Serra. Oggi parliamo di teatro in compagnia di Francesca Falchi, che ringraziamo innanzitutto per la sua presenza, per averci ospitato a casa sua, perché vedete alle mie spalle ha una biblioteca immensa innanzitutto. Andrea pazienza, tutta tanti Andrea pazienza. fumetti, tanta letteratura, perché comunque di fatto è la sua passione. Parliamo con Francesca soprattutto, o innanzitutto, dell'esperienza che ha avuto, delle gratificazioni con l'opera Der Puff, che è arrivato fino a New York. Innanzitutto come ci sei arrivata? Perché insomma, parti da Cagliari, arrivare a New York non è che Da Cagliari a New York, facendo un concorso indetto da KIT, che è Kairos Italian Theatre, che è una compagnia diretta da Laura Caparotti, che ha appunto sede a New York. C'è stata una selezione e siamo stati selezionati in pare 8 compagnie, con appunto progetti molto diversi, e dopo una prima selezione, quindi una prima scrematura, hanno detto: vi abbiamo preso, quindi a maggio vi aspettiamo a New York per 2 date. Quindi ho avvertito Marta Proietti Orzella, che è la mia meravigliosa collega e amica e compagna di questa avventura, quindi con il nostro spettacolo da Ryanair, perché è uno spettacolo che sta letteralmente dentro un trolley. Noi siamo andati alla volta di New York e quindi alla conquista della Grande Mela. È stata una splendida esperienza, anche perché l'ho condivisa con una persona splendida, che è appunto Marta, che è molto molto divertente, è sempre molto piacevole andare in scena con lei. È un'esperienza professionale e personale, comunque nuova, completamente inedita. Io mi sono portata dietro tutta la famiglia, Ecco. Sono partita proprio in blocco, quindi con mio padre, mia madre e mia sorella, e poi insomma altre amiche che si sono agganciate al carro, ed è stata una bellissima situazione. 10 giorni, poi cioè, New York, uno deve andare là. Aspetta, tu in che zona eri? Perché mi sembra che l'opera tu l'abbia portata in tutte le zone No, noi abbiamo fatto, eravamo siamo stati a Manhattan e poi siamo state nel South Bronx, in una chiesa sconsacrata, che è un centro LGBT. Per chi non sapesse, lesbian, bisex. Sì, anzi LGBTQ, perché Q è queer anche, quindi Okay. eccetera eccetera. E quindi l'abbiamo portata in questa chiesa sconsacrata, in questo posto che si chiama Bad. E là è stata un'esperienza fantastica, perché eravamo nel cuore del South Bronx. Dopo le 8 non passano le metropolitane, e quindi sei proprio nel South Bronx. Abbiamo poi avuto come lo chiamano loro, un talkback, cioè praticamente un incontro post spettacolo, al quale era invitata questa reverenda, Per me è una... sì, era un reverendo donna, favolosa, che lei adesso mi sfugge il nome, immaginati quanto sono, Carmen Hernandez, se non sbaglio. Comunque poi la trovate, frugate, insomma, sul mio Facebook, una che mi mette un sacco di mi piace, ma una tipa fighissima, che diceva: io sono veramente il sunto della marginalità, perché sono orfana, lesbica, disabile. Ed è reverenda. Sì, è reverenda, e lei lotta appunto per la minoranza ispanica, ma per tutte le minoranze che praticamente stanno all'interno appunto di questa zona del South Bronx. Il posto è meraviglioso. Sì, pure lei è anche ispanoamericana, tra l'altro è portoricana. Quindi ha detto: io ho proprio tutte le minoranze che si sono concentrate, una persona meravigliosa. Lo spettacolo splendida. l'hai presentato per la comunità italiana, immagino. No, perché noi l'avevamo con i sopratitoli, c'erano i sopratitoli in inglese, noi recitavamo in italiano, perché essendo un festival di teatro italiano, recitavamo tutti o quasi tutti in italiano. Alcuni hanno anche recitato un po' in italiano, poi in inglese, noi in italiano con i sopratitoli. Non è la prima volta che un'opera sarda varca i confini isolani, però che vada fino a New York mi sa che a memoria mia. No, insomma. allora io adesso non vorrei dire, però se non sbaglio c'era a New York l'ASMED,
Però in questo festival noi siamo state appunto la prima compagnia sarda ad essere stata Appunto. selezionata, la compagnia L'Eccezione, che conferma Vabbè. la regola, quindi Questo la è- prima compagnia sarda ad essere selezionata all'interno di questo festival è una grandissima soddisfazione. È un orgoglio, è un onore, ma è anche un onere, perché è una bella responsabilità. Sì, anche perché poi lo spettacolo è molto particolare perché racconta la storia delle lesbiche nei campi di concentramento. Ah. E quindi insomma, però in forma di cabaret anni 30, cabaret tedesco anni 30. Quindi ci sono canzoni, facciamo delle piccole coreografie con Marta, insomma è uno spettacolo paradossalmente divertente, anche se tratta un tema che è molto forte. Cioè molto- alleggerirlo dal punto di vista, diciamo così, di messa in scena, Sì. ovviamente No, rende ma un va po'... visto, perché uno non capisce, prima dice, ma la cosa diciamo bella, tra virgolette, è che praticamente le persone, lo spettacolo dura 1 ora e 10 e tu per un'ora ridi, poi insomma c'è questo finale che io non racconto, vabbè, che è certo. insomma, un finale molto delicato e Ne molto poetico. spoileriamo, come si dice in gergo. Sì, appunto, e la cosa paradossale è che la gente dice, esce da questo spettacolo e dice, è stato meraviglioso, però noi ci siamo sentiti male perché per un'ora abbiamo riso dei morti. Ma non è che ridi dei morti, non è che viene buttato in burla, viene trattato in maniera tale che tutto il messaggio arrivi, quindi tu hai questa botta finale, proprio perché è trattato con leggerezza ma non con superficialità, che poi non ti aspetti. Senti, però, Francesca, ma il livello qualitativo del teatro sardo, in passato si era respirato forse una qualità, non dico maggiore ma diversa, forse perché c'erano più spazi, più laboratori, oppure si sperimentava di più. Oggi forse un po' di meno, è così? Oppure, cioè, tu sei una mosca bianca oppure ci sono altri? No, ma io ti posso fare esempi naturalmente di persone che hanno piccole compagnie, chiamiamoli cosiddetto teatro cosiddetto indipendente, quindi Sì. un teatro che non vive sui contributi ma vive appunto sul favore del pubblico, ma ti posso fare esempi Teatro dall'Armadio, Fabio Marcello e Antonello Murgia, ma ti posso anche fare l'esempio di Ferai Teatro, Andrei Bamonegà, che sono giovanissimi e portano avanti un discorso molto interessante, ma ti posso parlare anche appunto, stiamo parlando di Grazia Dentoni, Ananche, ma insomma esempi te ne posso fare diversi, tutte Però- persone che la cosa paradossale è che tra di noi non riusciamo a vederci perché dovendo letteralmente lavorare per vivere perché non godiamo di nessun tipo di contributo regionale, perlomeno fino io come insomma altri, non riusciamo a vederci gli uni con gli altri, però appena possiamoci, ma io ti ho fatto artisti fuori posto, i ragazzi di artisti fuori posto, che sono quelli che hanno fatto la versione teatrale di Trainspotting, che si fanno un mazzo allucinante. Adesso mi scuso Se per quelli che dimentica qualcuno, se ecco. mi dimentico, però va bene, noi, insomma abbiamo sempre anche rapporti, anche, cioè, ci sentiamo, ci vediamo appena possiamo. Ma il discorso dei contributi, ad esempio, ne abbiamo parlato prima, non ti voglio fare esporre dal punto di vista politico, lungi No, da ma me, perché io sono però in assolutamente- generale questa differenza netta fra chi gestisce, allestisce un cartellone di un certo livello e chi invece va in autogestione, un po' come siete voi, rischia di creare potrei dire una dicotomia, una separazione netta poi alla fine. Ma io ti posso fare, ritorniamo all'esempio, al mio esempio che comunque riesco a portare pubblico nonostante, insomma, ripeto, non goda di contributi, Teatro dall'Armadio, i ragazzi di Ferai, cioè, artisti impossibili, io ti faccio nomi di persone che comunque fanno anche grandi numeri di pubblico, no, secondo me l'importante è la qualità, cioè al di là di tutto la cosa fondamentale è la qualità. Passaparola poi alla fine, perché Ma se le persone sì. vengono a vedere il tuo spettacolo, si divertono, stanno bene o riflettono, cioè lascia qualche emozione, Sì, ma poi io- magari l'amico, il parente dice vai a vederlo nel Ma frattempo. io ti dico la verità, io tendenzialmente guardo quello che faccio io, sono molto, ma non perché sia individualista, cioè io competo con me stessa, soldi, non soldi, io sono contenta di quello che faccio e riesco a farlo bene, certo, se riuscissi ad avere qualcosa in più sarebbe meglio, però va bene anche così. A me la cosa che mi interessa è vedere che ci sia fermento, che ci sia qualità, che ci siano idee nuove, ormai sono entrata nell'ordine di, cioè per me niente è brutto.
perché tutto quello che è comunque un tentativo che è fatto in una certa maniera, che è fatto credendoci, non, cioè ormai non ci sono più queste cose, però quello non è teatro, quello non è, cioè, anche dire teatro di qualità. Dal Brasile ci stanno guardando. Già, dal Brasile. Teatro di qualità. Il teatro di qualità cosa vuol dire? Io a me la cosa che mi interessa è che una persona viene a vedere un mio spettacolo e si diverte, anche perché non faccio solo cose pesantissime, ho fatto spettacoli, vabbè, la Shoah, io sulla Shoah ho scritto diversi spettacoli, sono andata in scena con uno spettacolo su Etille, insomma mi sono completamente rasata, in quella foto che tu hai postato i capelli lunghissimi, oggi ce li ho raccolti perché sennò c'è tipo un orso in testa, l'orso di The Revenant in testa perché c'è questi capelli lunghissimi, fanno un caldo micidiale, poi io invito Fabio in questa splendida casa che è rinfrescata da ventilatore del nonno che ha 30 anni, ma io non soffro il caldo e quindi sono io che soffro il caldo, però per il momento però diciamo il momento Revenant in testa no. Per me va bene tutto, l'importante è che si muova. Ma lo spettacolo del Puff che hanno visto a New York, io adesso lo stai riportando in Sardegna, cioè adesso avrai allora, qua l'abbiamo fatto allo sfinimento sì, con Marta, e Marta dico... è sempre là, quando lo rifacciamo perché fa molto questo spettacolo. Sì, però c'è un'altra cosa, se tu torni, è come la canzone di Sanremo, ok? Se tu la presenti quando non la conosce nessuno, probabilmente piace, però con l'effigie del Leone o della Vittoria acquista più valore. Ci sono persone che l'hanno visto, tra cui la mia amica Luisa De Ias, che credo che l'aveva visto 6 volte, ecco. Cioè ormai lo conosce a memoria, lei è una ragazza splendida, ho anche la mia amica Francesca Abis, lo stesso, che sono a quota 5, cioè ho delle amiche che sono veramente sembra di andare a vedere Rocky Horror Picture Show, no, quante volte hai visto? 400. No, adesso Marta è là che preme perché vuole che facciamo delle cose, però insomma adesso se riesco ad andare in vacanza, cosa praticamente impossibile, lavoreremo su un'altra cosa sempre con Marta, e poi Der Puff, se c'è questa possibilità di portarlo a Glasgow. Ecco, questa è una bella notizia, attenzione. L'ha detto lei, anche se prima lo sapevo. No, nel 2018, adesso vediamo. E io spero 6 mesi. Sì, abbiamo tempi lunghi. Spero di, anche perché dobbiamo recuperare i soldi per andare a Glasgow, per cui fatevi venire a prendere. No, ci arriviamo. Marta ti porta a Glasgow. Spero di riuscirla a fare in questo teatro meraviglioso che si chiama Panopticon, che è un teatro dove nel 1916 Stan Laurel, quello di Stanley Ollio, debuttò. Di Stanley Ollio debuttò, e il teatro è ancora in quelle condizioni. È ancora del 1900. Sì, okay. Insomma, è molto bello, una situazione molto particolare. Sono andata a vedere uno spettacolo di questo famosissimo attore scozzese e devo dire che ho capito tutto. Quindi ho ottimo ascolto e poi parlare insomma mi faccio capire, il posto è magico ed è perfetto per Der Puff, però insomma questo è uno degli 873.000 progetti che galleggiano, quindi bisognerà capire poi qual è il primo che vedrà la luce alla fine. Ma allora adesso spero di riuscire a fare una cosa nuova con Marta tra ottobre e novembre. Quindi Marta non te l'ho ancora detto, ma faremo una cosa nuova tra ottobre e novembre. Lo sai adesso, eh? No, ma è un progetto che allora, Der Puff fa parte di una trilogia che è Lesbiche e totalitarismi, e c'è questa seconda parte che è Lesbiche e fascismo, dove il corto del testo è arrivato in finale ad un concorso di drammaturgia, insomma, qualche anno fa. Ed è, siccome con Marta c'è una bellissima sintonia e poi insomma, io adoro lavorare con Marta e lei lo sa, faremo questa, però dobbiamo capire incastrare i tempi, devo diciamo chiudere perché insomma un attimo calibrato. Però questa vita sempre con la valigia pronta poi alla fine ti piace? Sì. Ma io devo dire, sono una tipa molto avventurosa, però anche molto abitudinaria. Per quello te lo dico. Io mi sono molto adattata. Perché l'esempio che, lo dico perché ovviamente non può vedere, la casa di Francesca è molto abitudinaria, fra virgolette, ha degli spazi molto... Soprattutto c'è ancora il presepe, ecco, sono abitudinaria, c'è ancora il presepe con il bambinello e l'albero di Natale, non sto scherzando, lui non può girare. Attaccata alle tradizioni nel vero senso della parola. Cioè, una cosa è certa, il bambinello non sta soffrendo il freddo in questo momento, è nella mangiatoia al caldo.
non puoi girare, ma ve lo posso giurare, poi magari Sì, sì. facciamo una foto, c'è proprio ancora il presepe e probabilmente lo terrò là, perché tanto insomma, A questo troppo è punto, tra Natale. 6 mesi è Natale. Non lo- E non quindi lo dicevo, so. l'idea comunque di prendere e partire, cioè alla fine hai due, come se avessi due vite in una. Io Poi. sono un Sagittario. Quindi Sagittario è un po' Vabbè, io non sono proteso Paolo Fox, quindi verso l'alto e un po' radicato a terra. Poi ci sono dei momenti in cui ho bisogno di prendere, io viaggio anche molto con la fantasia, quindi senza fumare. no, proprio tutto naturale, diciamo, la follia è per una cosa che mi appartiene. Ma guarda come sono bellina così, ma Sì, sì. cosa c'ho freschino, che è la cosa fondamentale. Allora, io nel frattempo, a parte delle persone che ho visto che mi stanno salutando, nel frattempo faccio un'ultima domanda, Francesca, poi lasciamo ovviamente perché dovete sapere che credo, quello che ho capito, che sta lavorando ad un altro progetto al di là, è un'altra. Sì, perché ci sono delle date fuori e quindi devo... Però l'idea di Der Puff, cioè tu sei partita con l'idea, come posso dire, ti saresti mai aspettata di arrivare a New York? Poi alla No, fine? anche perché allora... Come, ripeto, torno al discorso della canzone, uno scrive una canzone, però non sa che diventa un successo, non può pensare magari che diventa un evergreen, magari dice potrebbe andare, ecco, però non lo so se nella tua mente avevi questo. No, perché prima, adesso mi sono ricordata quello che ti stavo dicendo prima, parto sempre per la tangente. Io ho studiato per tanto tempo la Shoah, quindi ho iniziato con uno spettacolo che era quello sui Illusion, dove io mi sono rasata, eccetera, che aveva debuttato nel 2010 al Civico, sfidando i mondiali di calcio. 12 giugno, Tosta. 12 giugno c'era, me lo ricordo ancora, Germania-Inghilterra. Ma non e c'era tutti i l'Italia. No, c'era Germania-Inghilterra, ma Beckham era capitano, però non giocatore perché si era infortunato. Quindi praticamente io ho riempito il Civico di Castello, perché non era una partita, insomma, Beckham non giocava. E a partire da questo spettacolo poi ho iniziato a lavorare sulla Shoah e quando tu insomma studi su tanti testi poi le idee saltano fuori. Certo. E questa è una delle tante idee che è saltata fuori, un progetto che poi è stato selezionato al Festival di Rodolfo Di Gianmarco, il critico di Repubblica nel 2011, il Garofano Verde, un festival che purtroppo per mancanza di fondi non si fa più. Tanto No, per cambiare, sempre lì andiamo a parare. era un bellissimo festival di teatro omosessuale. E poi da là lo spettacolo ha iniziato a galoppare, posso dirti, questo è un successo, ma anche La Maledizione dei Puri, che è uno spettacolo che ha debuttato nel 2015, è stato selezionato all'Italia dei Visionari adesso non mi ricordo, forse erano arrivati 356 spettacoli, e questo è un altro spettacolo che è stato selezionato ad un festival cioè in una situazione molto importante, l'Italia dei Visionari. Che insomma, un altro traguardo importante anche quello, insomma, vado per tappe. Io ti chiedo, invece ti faccio una domanda un po', tra virgolette, cattiva, No, un non po', fai domande così. un po' l'avvocato del diavolo, perché abbiamo parlato del livello del teatro sardo, abbiamo parlato delle piccole compagnie, delle grandi compagnie, ma esiste il ricambio generazionale? La domanda ci sta, allora, io ho 40, perché- io faccio quasi, No, io parlo quasi- di diciottenni, di No, ventenni. no, quello sì, fortunatamente, però io mi dico, ma io cosa gli lascio? Ho 47 anni, sono ancora precaria, cioè io ti ricambio, no, lasciamo perdere adesso mi è sul venuta in discorso mente un'altra precario. compagnia, che sono i ragazzi di Battisfera, Valentina e Angelo Troffa, Vale, non mi ricordo il tuo cognome, in questo momento il caldo mi sta, comunque, Valentina ed Angelo. Una splendida coppia nel teatro e anche nella vita, che sono un'altra di queste piccole compagnie. E io gli dico sempre, ragazzi, ma che cosa vi lascio? Avete 30 anni, io vi avrei dovuto lasciare qualcosa, ma a me non mi hanno lasciato niente. Vabbè, Così la come, conoscenza. tipo attori meravigliosi come Fausto Siddi, che è un bravissimo attore, Elio Artemalle, non mi hanno lasciato niente perché loro a loro volta, cioè siamo praticamente ci hanno lasciato Una vita a rate, tubo. una vita precaria. Però fortunatamente siamo tutti belli, cioè siamo tutti ancora belli attivi. Facciamo gli scongiuri belli No, salute. no, però per esempio Andrea Ibamo e Negà sono giovani, hanno 30 anni e loro Ma già hanno... 30 anni. Ma ragazzi, Cioè, io vi faccio l'esempio dell'amico Enrico Pau, che ogni volta gli dicono il regista. giovane il regista Enrico Pau, una persona meravigliosa, sono andata a vedere la Cabadora, lui sa già, ci siamo già sentiti, e tra l'altro il 3 agosto, quindi praticamente cos'è domani, 3 agosto, vado a vedermi La Stoffa dei Sogni, Sì, è domani, perché adesso non è che voglia fare un po' di pubblicità, però a Cagliari ci sono un sacco di belle cose, alla ex Manifattura Tabacchi c'è il cinema all'aperto dell'Odissea. Sì. Il 3 domani ci dovrebbe essere La Stoffa dei Sogni, andatelo a vedere, io ci sarò, ma andate presto perché è sempre più di gente, quindi
mi sono persa. E ti stavo dicendo, Dopo Enrico che- Poi gli dico sempre la nouvelle vague sarda, Enrico Poi dice sì ancora. Cioè giustamente ci ha piegato 8 anni per fare questa cabadora, insomma tempi un po' lunghi, anche meno, cioè cerchiamo anche un po' di spingere tutte quelle che sono anche un po' le produzioni sarde, non solo nel teatro, nel cinema, cioè cerchiamo di evitare che magari io ho anche tempi lunghissimi per scrivere le cose, però insomma cerchiamo di sostenerci, però insomma Ok. Allora io ti faccio l'ultima domanda e poi chiudiamo. Ti dico, in questa eterogeneità, in questo mondo variegato che è il teatro, quanto può fare anche appunto le istituzioni, la regione? Perché sappiamo benissimo che ad esempio con Sardegna Film Commission sul discorso del cinema sta dando un impulso. Una situazione del genere, come posso dire, un aiuto del genere anche dal punto di vista teatrale può servire da ma impulso? io ad esempio può- vedo che comunque il comune di Cagliari stanno facendo tra l'altro degli incontri ai quali vi consiglio di andare perché l'assessore Frau è sempre presente, insomma. E vedo che comunque si sta muovendo, sta facendo tutta una serie di cose, sta cercando di coinvolgere un'altra compagnia, che non è una compagnia giovane, cioè è fatta di giovani, sono gli Intrepidi Monelli, maestro Sergio Piano. Io ogni tanto mi vengono queste che hanno creato uno spazio splendido a Santa Vendrace, e anche là è tutto autofinanziato, no, questo per dirti, però fermento ce n'è, e devo dire che il comune ha un occhio, comune di Cagliari, un occhio attento, logico che la regione che deve gestire realtà più grandi non può andare a controllare tutto quello che c'è, però io dico chi è che fa la differenza? Non sono le istituzioni, ma è il pubblico. Certo. Tutto qua. Se tu hai pubblico, Allora l'importante ci è il pubblico, vorrebbe un perché tu lavoro lo fai per il osservatorio, pubblico. ci vorrebbe un osservatorio sul pubblico, Eh. sul gradimento del pubblico, insomma. Sì, perché comunque, ripeto, i grandi numeri degli artisti fuori posto, perché i ragazzi quando fanno tutti esaurito, di Ga, Andrea Bammoni, di Teatro dall'Armadio, io ti sto mescolando, Fabio Sì, Antonello sì, sì. hanno la mia età, i ragazzi sono molto più giovani, e anche i Trepidi Monelli che sono gestiti da Sergio Piano, ma sono comunque gli allievi di Sergio che si sono inventati questa cosa che si chiama Rennara, questa chiamata on stage, che è insomma un contenitore, una cosa molto, molto bella, molto interessante, ma insomma la cosa però fondamentale è che secondo me questa è una cosa importante, è che il lavoro dell'attore, cioè di chi si guadagna da vivere facendo questo lavoro, venga riconosciuto, E questo è perché altro. si confondono quegli attori che sono attori amatoriali con gli attori professionisti, che è un'altra cosa, cioè nel senso sono due cose diverse. Qualunque Questo ci settore. vorrebbe un organo che, questo sì, ma a livello anche nazionale, faccio l'esempio negli Stati Uniti, se tu non sei iscritto al sindacato attori, dimostri di vivere di questo lavoro, tu l'attore non lo puoi fare. Cioè quello deve essere il lavoro che Cioè quello che costituisce prendono dalla la strada. tua fonte di reddito, no? Deve essere la tua fonte di reddito, deve essere quella, adesso spero di non dire una stupidaggine, ma se non sbaglio Massimo Zordan mi ha spiegato così, Massimo Zordan che è un attore veneto che ha vissuto tanti anni qua in Sardegna, a un certo punto ha detto ciao ragazzi e sta a New York. Mica Per scemo. dire, oppure un'altra splendida attrice che è Alessandra Asuni, che è un'attrice sarda, adesso vive a Napoli, ed è riuscita con la sua bravura, era qua con gli amici di Teatro dall'Armadio per fare un seminario, ad imporsi all'interno nel circuito di Napoli, che è molto settoriale, elitario, no, sì. è proprio elitario se non sei napoletano, noi, però Alessandra è bravissima, adesso ha un festival, si chiama il Festival Troia 2017, dove lei presenta appunto questi suoi 3 lavori sul rito. Ma ti faccio insomma così. Però, no, io ho sono scoperto, cose che si ho muovono, scoperto cose un mondo, ma splendide. penso anche voi che ci seguite, un mondo, diciamo così, di fermento, di sottobosco. Che Sì, ma me ne sinceramente- sarò dimenticata almeno altri 10, non offendetemi, ma c'è caldo, abbiamo un ventilatore, Questa c'è il presepe, è e una poi c'è un buon scusa. compleanno da 4 anni appeso al lampadario. Però insomma vabbè, se mi sono dimenticata qualcuno mi scuso, ma insomma. Avremo modo comunque di approfondire eventualmente altri temi, anche perché appunto Francesca l'ha annunciato già, se a 2018 tutto dovesse andare bene va Andiamo a Glasgow, però facciamo anche qualcosa prima ottobre-novembre. Marta, preparati. Ecco appunto, quindi sicuramente avremo modo di parlarne ancora. Allora io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, vi chiedo di cliccare mi piace sia sul video, sulla pagina pubblica, di condividerla, quindi di farla diventare virale il più possibile. Ringrazio Fabrizio che hai superato il caldo. Cioè, fuori c'è Lucifero, qua dentro c'è Dante che si sta girando, c'è Virgilio che fa capolino, noi ce li abbiamo tutti là, tutti i forconi. C'è un caldo micidiale qua dentro.
Ci vediamo domani ore 19:30 per un'altra puntata di Effetto Serra, non vi preannuncio chi sarà l'ospite, neanche di cosa parleremo, sono sicuro che sarà un appuntamento e un argomento importante. Ancora grazie, buona serata. Grazie Fabrizio, ciao a Ci tutti. vediamo domani, ciao ciao ciao.